Buongiorno e ben ritrovati a tutti per questa nostra ultima puntata della rubrica A due a due, che ci ha accompagnati all'indomani della giornata mondiale di preghiera per le vocazioni a conoscere le varie vocazioni della nostra Chiesa diocesana e a conoscere il contributo che ciascuna di esse porta per quell'armonia di voci, di suoni, per quell'armonia di amore che è la risposta corale di ciascuno e di tutta la Chiesa alla chiamata del Signore a seguirlo. Oggi ascolteremo il contributo, la testimonianza di una giovane ancora in formazione. Ascolteremo la vita, il racconto di Silvia Bortolini, una giovane di Pieve di Soligo, che tra poche settimane, per esattezza venerdì 18 giugno, celebrerà vivrà il rito di impegno verso la sua consacrazione a cooperatrice pastorale, una forma di consacrazione nuova per la nostra diocesi che Silvia sta vivendo nell'aspetto formativo nella diocesi di Treviso, dove sono appunto presenti le cooperatrici pastorali, ma che ci auguriamo dopo di lei altre giovani possano seguire nella nostra Chiesa diocesana. Scriveva Papa Francesco nel messaggio per la 58esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. In questo senso San Giuseppe rappresenta un'icona esemplare dell'accoglienza dei progetti di Dio. La sua però è un'accoglienza attiva, mai rinunciatario o arrendevole. Egli non è un uomo rassegnato passivamente. Il suo è un coraggioso e forte protagonismo. Possa egli aiutare tutti, soprattutto i giovani in discernimento, a realizzare i sogni di Dio per loro. Possa egli ispirare l'intraprendenza coraggiosa di dire sì al Signore, che sempre sorprende e mai delude. Vorremmo che proprio queste parole di Papa Francesco diventassero il saluto al termine di questo percorso, l'augurio che ci facciamo e anche la preghiera che continua, che altri giovani e ragazzi della nostra diocesi possano sperimentare che davvero il Signore sempre sorprende e mai delude e possano così realizzare i sogni di Dio, i sogni della loro vita. Ciao a tutti, io sono Silvia, ho 31 anni, sono originaria di Pieve di Soligo e attualmente vivo ad Oderzo e presto servizio nelle parrocchie qui del Duomo di Camino e di Fratta. Da 5 anni sono in formazione con le cooperatrici pastorali diocesane di Treviso, che sono delle donne consacrate al Signore e che hanno al centro della loro vita il servizio pastorale alla Chiesa diocesana in obbedienza al Vescovo. Le note della mia storia vocazionale sono date sostanzialmente da delle relazioni che sono state e sono fondamentali per me e sono il luogo principale, privilegiato in cui il Signore si è fatto presente nella mia vita. La prima relazione è quella con la mia famiglia. I miei genitori mi hanno insegnato che la vita è bella e vale la pena viverla fino in fondo e cercare di essere felici. La seconda relazione è quella con alcuni amici. Il Signore mi ha dato la grazia di avere accanto degli amici, di camminare insieme a delle persone che hanno scelto di dire di sì al Signore nelle forme più svariate, dalla consacrazione al sacerdozio, alla vita matrimoniale, alla missione, al lavoro della loro vita. E questo mi ha permesso di cogliere la bellezza di dire di sì a Dio. La terza relazione è quella con il padre spirituale, una relazione importantissima perché il padre spirituale è quella persona matura nel cammino di fede che mi ha aiutato e mi aiuta tuttora a mettere ordine nella vita,
a capire cosa il Signore mi sta dicendo e dove il Signore mi sta portando. E l'ultima relazione che vorrei condividere con voi, che non è la meno importante, anzi è quella probabilmente centrale, è la relazione con il Signore attraverso la parola di Dio. La lettura della parola di Dio è diventata il centro delle mie giornate. Ho imparato a meditarla, a pregarla, ho imparato a dialogare con il Signore attraverso la parola di Dio. E questa relazione in particolare, insieme poi a tutte le altre, mi ha permesso di arrivare oggi con il mio sì nel cuore al Signore. Nell'orchestra che è la Chiesa mi piace pensare di essere un flauto traverso, prima di tutto perché è uno strumento che appartiene alla mia vita da quando sono piccolina, lo suono da quando ho 7 anni, e in più perché penso che sia uno strumento che mi rappresenta in questo momento particolare della vita, perlomeno, perché è uno strumento che ha un suono limpido, pulito, riconoscibile, è uno strumento versatile che si può suonare in tanti tipi di musica. In più all'interno di un'orchestra si ritrova spesso da solo, al massimo ce ne sono 2 che si fanno compagnia, ma non ce ne sono tantissimi. Ecco perché appunto penso che mi rappresenti come strumento. Una canzone a me molto cara è Il cielo d'Irlanda di Fiorella Mannoia, perché è una canzone che mi mette allegria, è legata a dei ricordi di momenti trascorsi insieme a delle persone a cui voglio bene, e diverse volte questa canzone appunto ritornava, quindi è come un po' un filo rosso di alcune esperienze vissute, e quindi è una canzone, una musica e un testo a cui io sono particolarmente legata. A due perché? Beh, perché lo dice Gesù, dove 2 o 3 sono uniti nel mio nome, io sarò con loro. E Gesù riempie la vita. Io ho scoperto che la rende più bella, la rende piena e ti dà il senso della vita, che appunto è quello di scoprirsi amati e di conseguenza decidere di ridonare quell'amore ricevuto. E amare è faticoso, ti rende vulnerabile, ti può anche fare male, però è l'unico motivo per cui vale la pena vivere, e Gesù ce lo insegna e ce lo fa sperimentare che donare la tua vita agli altri, per i tuoi amici, per le persone che hai vicino, che ti vengono affidate nel servizio, è l'unica cosa che ti dona quella pienezza indescrivibile che ti fa dire sì, ne vale la pena, ecco.